Cari amici, buongiorno. Oggi faremo le panelle. Le panelle sono fatte con la farina di ceci e viene fatta una polenta con una quantità di acqua 3 volte superiore al suo peso, dopodiché viene stesa su un piano, oppure si possono usare, queste sono fatte artigianalmente, in legno di pioppo, ovviamente mai in truciolare o in panforte, questi materiali così pieni di colla che non hanno niente a che vedere col cibo, solo legno naturale, volendolo rifare. Sono tutti che verrà poi dello spessore di mezzo centimetro, però si può stendere benissimo su un tavolo, anche con della carta forno sotto per non sporcare troppo. Vengono tagliate a rettangolini o rotondi, magari con la forma di un bicchiere, come vi piace di più, e dopodiché vengono fritti in abbondante olio di semi. E quindi dopo si farcirà il panino, che io già sto facendo lievitare, le pagnottelle col sesamo, che potete vedere la ricetta sul mio canale YouTube. Andando nella mia home page troverete i panini col sesamo per panella e lì troverete la ricetta anche per i panini. Adesso noi abbiamo qua 250 grammi di farina di ceci, quindi aggiungeremo 700 grammi di acqua, 750 grammi di acqua. Per prima cosa mettiamo tutta la farina, poi con un frustino, piano piano, perché ora sul piano liscio gira, lo tengo io, va bene. Dovrà cuocere a fuoco moderato, a fuoco dolce, per almeno 40 minuti. Diciamo che 45 minuti può essere il suo tempo ottimale, però anche 40 minuti, dalle volte dipende dalla fiamma, se è poco. Considerate che questo è un piano a induzione, in un massimo di 9 metterò io la potenza a 5, quindi quasi la metà. Continuiamo a mettere l'acqua. Ok, adesso abbiamo messo tutti 750 ml di acqua. Adesso accendiamo il fuoco. Accendiamo sempre 5. Benissimo. Adesso abbiamo messo la forza a 5 e mescoliamo sempre. Ovviamente noi aggiungeremo, però non è obbligatorio, a me piace e alcuni lo fanno, aggiungeremo dei semi di finocchio che danno a chi piace quel sapore, quel profumo di finocchio, e poi un po' di sale, perché poi del restante sale uno volendolo può aggiungere quando lo mettiamo nel panino. Quando verrà poi condito il panino, noi molti palermitani possiamo mettere sale, pepe e limone spremuto. Adesso sta cominciando a rapprendere, intanto mettiamo i semi di finocchio, è un valore aggiunto quello dei semi di finocchio a chi piace, logicamente. Adesso metto il prezzemolo,
prepariamo per stenderle. Ok, proviamo ora prendendo questa. Volevo farvi vedere. Ok, si lascia raffreddare e poi la tagliamo. C'è un sistema per vedere quando la panella è buona, che si piega e non si spezza, vedi? Si piega però non si spezza, allora vuol dire che è buona. Adesso ci vediamo dopo quando le andiamo a friggere. Mettiamo un litro di olio di semi,
perché devono galleggiare praticamente. Invece per me è pronto. Conviene girarle più di una volta fino a quando si fa la cosiddetta camicia, che è una specie di pellicina rigonfia. Vedi, come questa che si sta formando qua, in tutte e 5 si sta formando. È una caratteristica proprio della panella. Sono già quasi pronte. E queste si possono scendere. I panini sono quasi pronti da sfornare, sono venuti benissimo. In questo modo, così, e questo è il panino con le panelle.